Cari amici di Venezia Channel, siamo a Gustus Berico, siamo dove? A Barbarano. Sì, siamo a Ponte di Barbarano, abbiamo questo evento che quest'anno si svolge a Ponte di Barbarano e non a Vicenza e ha avuto parecchio successo direi nel weekend, abbiamo avuto all'incirca 350 persone al giorno, direi che è andato molto bene e siamo molto E contenti. siamo in compagnia di il tuo nome? Io sono Cristiana. Ecco, Cristiana, allora oggi, in questi 3 giorni siamo spostati in una location diversa dal centro di Vicenza, siamo qui a Ponte di Barbarano nella villa. Siamo in Villa Rigon, ci hanno ospitati per questo evento e direi che sta funzionando molto bene, è anche una location molto carina con un bel cortile, insomma. Tu sei qui e dai a ognuno che arriva una bella sacca, facciamo vedere. Esatto, sì, diamo un bel portabicchiere con Ecco il qui. logo dell'evento, il logo di Gustus e all'interno abbiamo il libricino che spiega tutte le case vitivinicole che ci sono all'interno, ci sono 19 case vitivinicole con 57 vini presentati e si può provare ogni vino naturalmente e poi diamo un piccolo voucher per il banco d'assaggio in fondo alla barchessa, gratuito, incluso nel prezzo. Perché è molto bello, perché oltre ai vini che potrete degustare qui, fino a che ora siamo aperti stasera? Siete aperti? Siamo aperti fino alle 8, si può entrare, l'ultimo ingresso è alle 7, comunque si fa un bel giretto. Anche perché c'è una bella degustazione verso le 19, una è iniziata adesso e una verso mi sembra le 19 sugli itinerari palladiani, qualcosa del genere. Allora, la degustazione che è al primo piano inizia alle 17 e poi c'è la degustazione gastronomica sempre qui aperta fino alle 8. Quindi potete arrivare qui, il posto è bellissimo, Barbarano vi accoglie con un sole stupendo, qui ci sono delle persone che stanno sorridendo alle nostre spalle, andiamo a vedere chi sono. Chi sono queste persone che sono alle nostre spalle? Abbiamo insomma, un addetto alla sicurezza. Sì, salve. Allora, problemi di sicurezza? Nessuno, Tutto nessuno, tranquillo? tutto tranquillo. Un'altra persona si è dileguata invece appena visto che dovevamo inquadrarla. Vieni qua. Ma adesso andiamo in cerca Vada, di quella vada, persona. vada. Andiamo. Merita. Ecco, seguitemi perché andiamo in cerca di tutte le persone che ci sono qui con noi. Innanzitutto siamo a un bel banco dove c'è di tutto cioccolato e siamo in compagnia di... come si chiama? Leigiani. E ci eravamo già visti, adesso che mi fai venire in mente, dov'era? Sugli Euganei. Villa, no? Sugli Euganei c'era una manifestazione destinata al vino dove tu avevi portato questo bellissimo cioccolato. L'Ispida, il castello di L'Ispida. È vero, sì, sì. E tu sei di origine? E io sono brasiliana, ho portato un po' di caffè ormai. Caffè, caffè. Caffè. Ma anche il cioccolato? Certo, un po' di cacao, perché no? E quindi quando arrivano qui le persone cosa gli fai assaggiare? Un po' di caffè, un po' di cioccolato? Un po' di caffè e un po' di cioccolato. Qua siamo qua Possiamo con... vedere qualcosa della vostra azienda? Certo, sì, posso fare vedere la nostra carta di caffè. Certo, facciamo vedere la carta dei caffè. La Sì, vedete? dove... La vediamo? Si vede? Carta del caffè. Perché oggi è molto importante la carta di caffè. Una volta esisteva un caffè solo, adesso invece adesso abbiamo molto di più, vero? Adesso abbiamo molto di più, anche perché lavoriamo con monorigine che viene di provenienze diverse e più che altro lavoriamo con l'arabica e dopo facciamo insieme con la robusta facciamo la miscela, che abbiamo la nostra miscela, abbiamo 2 tipologie di miscela. Bene. Allora, dopo veniamo a prendere un caffè. Certo, siamo qua apposta. Continuiamo con il nostro giro e siamo qui con una signora che abbiamo conosciuto prima, la signora delle api, possiamo La dirlo? signora delle api. Nome? Sonia. Sonia. Lei ha portato qui l'azienda. Facciamo un giro così facciamo vedere anche questi bellissimi vasetti dell'apicoltura Gardin, Certo. che è proprio di Barbarano. Di Barbarano Vicentino e questi sono la novità di quest'anno, mieli proprio dei Colli Iberici. Se vuoi prendere un barattolo ce lo fa vedere qui sulla telecamera. Certo. Questo è miele di acacia biologico dei Colli Iberici. Benissimo, quindi se venite a Barbarano chiedete dell'apicoltura Gardin, certo. Poi metteremo sul post anche Vuole tutte le assaggiare indicazioni. un po' di grappa, le faccio assaggiare anche la grappa. Ragazzi, assaggiamo in diretta la grappa, eh? Voi no, ma io che posso sì, Appoggio un attimino il microfono, ma tanto ci sentono. Certo. Quindi questa è una grappa che viene fatta Con miele di acacia. in una morbidezza che si sposa con l'acqua. Non è aggressiva come... Il profumo è già molto buono, nel senso che ha questa dolcezza del miele che aiuta sicuramente a stemperare l'acqua. Certo.
Non so che dire, troppo buona, Grazie. morbida, alcolica al punto giusto, ma soprattutto questo sentore appunto di miele. Questa è ottima fredda, soprattutto se la metti in frigo dopo l'estate così come bicchierino oppure dopo il caffè. Facciamo vedere ancora il marchio, Apicoltura Gardin, via Matteotti 27, Barbarano Vicentino. Quindi seguiteci, anche voi mettete mi piace Certo. sulla pagina di Venezie Channel. Certo, grazie, ancora, grazie a lei, buona arrivederci. serata. Proseguiamo il nostro giro, andiamo a conoscere un po' di persone, troviamo qualcheduno. Buongiorno. No, insomma, com'è questa degustazione? Ma io sono appena arrivato, ma visti i nomi che ci sono, suppongo che sia sicuramente di primo livello. Naturalmente qui andiamo a trovare un'amica di sempre, no? Un'amica da quando... Come stai? Bene, Ti benissimo. vedo sempre in giro, ti vedo in forma splendida, abbronzatissima, Insomma, per la vendemmia abbronzata. sono felicissima, no, perché ho finito la cantina. Giusto? Beh, noi eravamo venuti per la prima pietra, e adesso- nel frattempo voi avete messo anche La l'ultima. prima pietra troverai una cantina piccolina, però sono felicissima. Quindi quest'anno vinificate in cantina? E quest'anno stiamo vinificando adesso proprio, in questi giorni, oggi stavano facendo i passiti, è un dolore terribile andare via, però dovevo stare qui. E Bene, allora noi speriamo di cogliere ancora qualche giornata di sole per venire a trovarti, vedere la cantina e fare una bella giornata nella tua stupenda dimora, perché è troppo bello. Vieni a vedere la cantina, ti aspetto. Me l'hai promesso, grazie, sai. Ciao. Quindi siamo stati in compagnia di Punto Zero, una bellissima cantina. Andiamo avanti, siamo a Pegoraro, siamo in compagnia di Enrico, della cantina appunto Pegoraro. Enrico. Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, quando è stato organizzato all'interno della vostra cantina un bel incontro di architettura, in occasione anche dei cammini, Allora la nostra azienda è situata a Mossano, nel versante, si divide nella Valle dei Mulini. dei mulini, esatto. Sono presenti 12 mulini, qualcuno restaurato, qualcuno preso in mano, qualcuno in fase di restauro, e siamo conosciuti appunto per la valorizzazione di questa valle. Siamo trovati nella mia cantina sotto il portico, noi abbiamo un antico convento del 1200 a fondo valle dei mulini. Facciamo vedere un po' la brochure che in qualche modo illustra, eccola qui, vedete? Tac, bellissima. Ed è appunto un territorio stupendo, nel senso che si possono fare delle passeggiate incredibili, poi venire da voi, fare una degustazione e anche magari, come si usa dire, un cicchetto, abbinare qualcosina di cibo, diciamo, Sì, un po' di formaggio. Un po' di... Esatto, qualcosa di freddo, qualcosa sicuramente lo si trova in cantina, sì. E quindi cosa hai portato oggi? Qui vedo uno spumante. Noi abbiamo portato tutti i nostri thai rosso che produciamo, abbiamo portato lo spumante, metodo italiano, abbiamo portato il thai rosso nella sua versione giovane, vendemmia 2017, e il Rovea, un altro thai rosso DOC, però riserva, 2015. Li facciamo vedere un attimino alla telecamera qui? Eccoli qua. Questo è il rosé, spumante, metodo italiano, chiamato semplicemente rosé, ma da uva al 100% thai rosso. La versione giovane, nella sua tradizione e originalità, il thai rosso, vendemmia 2017 anche questo, e il Rovea nella sua versione più strutturata. Benissimo. Allora, metti mi piace e seguici. Sei già... Bene, grazie, ciao, 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 ciao. Bene, bene, bene. Qui abbiamo tanti amici. Eccoci qua. Abbiamo tanti amici, naturalmente non poteva mancare Gianni Tessari. Ciao Gianni. Ciao a tutti. Allora, cosa ci hai portato oggi qui? Prima sentivo la delegata provinciale dell'AIS che mi raccontava di un altro dei tuoi premi che hai collezionato, e in particolare oggi cosa ci hai portato? Ma ti ho portato ovviamente nell'evento dei Colli Iberici i nostri vini che facciamo nei Colli Iberici, quindi sostanzialmente rossi, sostanzialmente
uve Merlot e Cabernet, e il Thai rosso che non può mancare come vitigno autoctono. Tu hai questa doppia valenza, no? Da un lato sei un po' in terra veronese e un po' in terra vicentina, no? Uno è trino come qualcun altro. No, ma Questo questo a parte, abbiamo tre, bello. abbiamo tre denominazioni: Soave, Montilessini e Colli Iberici. L'azienda è a Roncà, quindi facciamo il meglio possibile per queste tre DOC, per queste tipologie. Dai, facciamo questa bella signalina, ci fa vedere le bottiglie che avete portato. Come no? Lasciamo un po' di spazio anche a lei, perché insomma, Magari. non prendiamo noi tutto lo Ma magari. spazio. Come si chiama questa signora? Valeria, sono la figlia di Gianni. È una figlia, ma l'avevi tenuta nascosta, ammettilo. Sai com'è? Valeria, allora facci vedere un po' le bottiglie che hai portato. Questo è il Thai rosso. Abbiamo il 2. Il piano alto. Ti ringraziamo Valeria. Naturalmente non possiamo farlo assaggiare ai nostri spettatori, No, ma ti devono tocca il venire, microfono e telecamera. devono venire a trovarti. Tu Sempre. sei, dove sei? Ricordiamo. A Roncà, quindi nel Veronese, però La vedono vicino, perché tu è una vicino bella- anche a Vicenza. È quindi una bella cartina, si vede da lontano. direi di sì. Benissimo, grazie ancora Gianni. Grazie a te. Arrivederci, ciao, arrivederci. Bene, come vedete gli amici non ci mancano e naturalmente tra gli amici c'è una persona che fa finta di non vederci. Sì. Allora, come stai? Come va? Mi fa piacere rivederla. Ma sì, perché quando mi noi veniamo immagino, esatto, ma quando noi fai veniamo a manifestazioni. trovarti tu non ci sei. E Sono invece in ufficio, deve venire a trovarmi in ufficio se non vuole trovare. ho sentito, prima ero appunto, ripetevo anche Gianni, con la delegata provinciale Paola Bonomi, la nuova delegata dell'AIS, e mi ha detto che siete stati anche voi premiati con un vino. Con cosa siete stati premiati? Domanda. Aspetta che penso. No, beh. Allora, sì, mi sta riprendendo. Sì. Siamo in diretta, eh? Sta Siamo riprendendo, in no, diretta. in diretta perché mi fai fare una figuraccia. No, ma Abbiamo preso le 4 viti con il nostro Colpizzarda 2015. Sì. bravissima, sei preparata. Confusione. Sei preparata. Sì. Cari amici, prima scusate che si è interrotto il collegamento di colpo perché sai, Tim non prende e siamo rimasti a terra. Adesso il collegamento c'è, siamo in compagnia di Aldo. Aldo. Allora, sei già fatto un giretto, vedo il bicchiere un po' pieno. Sì. Cosa hai trovato di buono? Beh, ci sono cantine molto interessanti oggi. Il territorio è variegato effettivamente, quindi ci sono sfumature di Thai rosso, di Garganega molto interessanti. Sì, anche perché veramente ci sono, come dire, modi diversi di interpretare anche lo stesso Thai. Possiamo trovare dei Thai più impegnativi, dei Thai più leggeri, magari che ci vanno bene con dei piatti più veloci, no? Assolutamente sì, infatti ci sono dei Thai che sono in acciaio che danno delle espressioni molto interessanti, mentre alcuni tagliati in legno che per piatti più importanti che sicuramente sono da assaggiare, da provare. Però tu adesso ti vedo con un bianco qui, andiamo a scoprire. Una garganega. Sempre comunque della zona. Esatto. Questa io sono del territorio del Soave, questa è una garganega invece vicentina e quindi insomma sono qui anche per provare queste sfumature di garganega veramente molto interessanti. Benissimo, complimenti e buona continuazione del tuo viaggio. Oh, ma guarda chi troviamo qui, siamo fortunatissimi. Cioè, come mai da queste parti? Guarda un po'. Allora, caso. no, ma so che tu sei un grande appassionato di cibo, ma naturalmente il cibo va abbinato a dell'ottimo vino, giusto? Certamente, e qui siamo in una zona giusta, anche se non ha tutto il riconoscimento che merita. Vero? Perché i Colli Vicentini ancora scontano un po', come dire, di essere un po' Cenerentola di qualchedun altro qua vicino molto più importante, no? Sì, che ha una storia diversa, pensiamo all'Amarone per esempio, no? Che è qui vicino, ma i Colli Iberici hanno una potenzialità enorme, non a caso sono reduci adesso da un confronto tra i Colli Iberici e il resto del mondo. La degustazione che c'era qui. Sì, dove vediamo che il Grenache, che è il Tokai rosso, si confronta benissimo con il Grenache francese. Il Carmenere si confronta con il Carmenere che viene di là dell'oceano. Il Cile? Sì, dal Cile perché li hanno portato i nostri, no, immigrati. Il Merlot che si confronta con altre zone evocate. E fanno una bella figura, no? E fanno una bellissima figura.
per cui spero che sia solo una questione di tempo per dare il giusto riconoscimento. E la tua guida? A che punto siamo? Perché la tua guida è sempre un punto di riferimento per noi appassionati enogastronomi. Grazie, la mia guida, quella targata 2019, sarà presentata lunedì 22. Ragazzi, siamo in anteprima, una notizia, dove la presenterai? A Refrontolo, nella sede di Astoria Vini, perché loro ci concedono questa sala in una collina bellissima, alle 10:30 del lunedì. Quindi allora appuntamento su Venezia Channel, sicuramente se ti imprende faremo una diretta e un'anticipazione piccola piccola. Un'anticipazione piccola, niente, si conferma che questa è una regione, è un territorio più che una regione, perché comprende, no, le 3 regioni veramente straordinarie in grande crescita. Benissimo, quindi rimanete collegati a noi, vi manderemo poi gli è pubblica la presentazione o è privata? Comunque vi manderemo un po' di anticipazioni. Bastava registrarsi, ma si può intervenire. Ecco, per cui esaurimento dei posti. vi manderemo qualche anticipazione sull'evento di lunedì. Lunedì. Perfetto. Lunedì 22. Buona continuazione. Grazie. Ciao, carissimo. Ecco, siamo con la cantina Dalmaso, siamo in compagnia di Buonasera, io sono Silvia Dalmaso. Silvia. Allora, siamo venuti a trovarti in cantina, tu non c'eri, però abbiamo trovato chi ti ha saputo ben sostituire. D'altronde è una famiglia, la tua, molto ben strutturata, ricordiamo che c'è anche tuo fratello. E mio fratello Nicola che segue la produzione e mia sorella Anna che segue la parte commerciale della cantina. Parlavamo di premi, parlavamo dei premi dell'AIS e dei rosoni. 4 rosoni, giusto? Sì, 4 rosoni esattamente, presi con il nostro Col Pizzarda che è il Tokai Rosso. Che casualmente abbiamo qui. Certamente, siamo prontissimi, casualmente proprio. Eccolo qua, Col Pizzarda. È un rosso già, come dire, un po' avanzato, si potrebbe dire. Questo qua è un rosso di struttura, è uno dei rossi più importanti che l'azienda produce. Il Thai Rosso è un vitigno su cui noi molto crediamo e su quale abbiamo proprio puntato come vitigno autoctono. Questa è la sua massima espressione, un rosso che fa affinamento in legno, ma comunque un rosso di una grande eleganza. 2015 ci ha aiutato tantissimo nella natura, che cerchiamo sempre di rispettare. Abbiamo portato in cantina un frutto meraviglioso, l'abbiamo vinificato e poi imbottigliato per potervi proporre un vino dalle caratteristiche molto particolari, ma dalla facile beva e che spero il consumatore apprezzi e che si ricorderà. Sicuramente io lo apprezzo, con me lo ha apprezzato anche Mario Stramazzo, che era con me nella degustazione che siamo venuti a fare, e sicuramente riproporremo in altre occasioni. E cosa volevo dire? Qualche notizia anche sulla vendemmia di quest'anno? Dovrebbe essere buona anche queste escursioni termiche, caldo, freddo, sole. Allora, siamo molto contenti della vendemmia di quest'anno, non abbiamo ancora finito, una vendemmia un po' più prolungata, abbiamo aspettato, finiremo questa settimana a raccogliere le ultime uve di Garganega, però di uva bacca bianca. Siamo molto contenti, un po' abbondante, però di buona qualità, ma noi abbiamo agito prima, abbiamo fatto un bel po' di diradamento, sì, quel po' di diradamento. Vedo che Nicola mi sembra soddisfatto, in cantina ci sono dei bei profumi, quindi ci sono delle belle promesse dei bei vini. Insomma. Allora io voglio la promessa che la prossima volta che veniamo in cantina da te ci sarai. Va bene, lo prometto, sicuramente. Buona continuazione, grazie ancora, ciao ciao ciao. Ciao. Collis, la cantina di Lonigo, o no? Una volta era di Lonigo, adesso siete... Il Monteforte è la sede principale e dopo ci sono le altre sedi, che c'è Lonigo, Monteforte, Colognola. Siete praticamente, come potremmo definirvi, una cooperativa? Sì, una cooperativa. Con tanti conferitori che portano... Accidenti. 2.400 soci viticoltori, 6.400 ettari di vigneto, un numero impressionante di ettolitri di vino e altrettante tonnellate di uva raccolta. Quindi un grande, come dire, produttore per un grande prodotto che troviamo nei nostri scaffali della grande distribuzione e nelle enoteche. Beh, nella distribuzione no,
In realtà siamo molto più collocati sui punti vendita. Se può essere che li trovate in ristorazioni, nei ristoranti, magari nei bar, però nel discorso dei supermercati no. Siete organizzati proprio direttamente? Sì, abbiamo deciso di fare così proprio per una selezione, per avere proprio un ospite. Prima di lasciarti il tuo nome? Maria. Grazie, ciao. Bene, come vedete qui tante occasioni di incontro, Casa de Fra, abbiamo la cantina Mattiello, le Pignole, Nani, Castello di Rubano, poi cosa abbiamo qui? Caduso e Carovere. Carovere non ce la possiamo far mancare, appena si saranno liberati sicuramente dovremo intervistarli. Come va questa degustazione? Molto bene, molto bene. Ecco, una bella, senza che sentano naturalmente, com'è? Siete su una... Beh, io sono un negozio di vini a Vicenza e sto degustando, valutando dei vini qua di Colli Iberici. In questo momento sto degustando un vino spumante, metodo classico, molto buono. Ci sono 3 tipi, valido, sono vini validi. Molto buono. Vedete in diretta l'apertura e voilà. Cosa stiamo servendo? È un Padosè dei Colli Iberici, Carovere, è una nuova realtà che si sta prendendo un po' di spazio nel territorio e è un folle che ha deciso di fare grandi metodi classici nei Colli Iberici. E vi aspettiamo. Ci sta riuscendo. E ci stiamo riuscendo pian pianino, sai. C'è storia in Italia, oltre a Popavese, Franciacorta, Trento Doc e adesso anche i Colli Iberici col metodo. Facciamo vedere bene la telecamera. E siete, se vogliono venire via a trovare, basta che vadano su internet. Vanno su internet e noi li aspettiamo volentieri. Benissimo. Avete un altro indirizzo dove venire a trovarvi? Prego. Buongiorno. Sauvignon bianco, sono vigneti di collina dei Colli Iberici, diciamo sui 250 metri, 300 di altezza. L'uva, lasciamo macerare le bucce insieme al mosto per 6-7 giorni come si fa di solito con i rossi, per dare un po' di corpo al vino e di profumi. Uva Durella dai Monti Lessini, che sono i monti vulcanici, da Roncà fino a Chiampo, tutta quella zona lì. Quindi abbracciamo le 2 province, Vicenza e Verona, abbiamo 55 ettari di uva Durella, facciamo il metodo Charmat, che è questo, e anche un metodo classico che non ho qua purtroppo. Appassionate di vino? No, sto facendo il corso sommelier e quindi mi sto approcciando al mondo del vino, sì. Primo livello quindi? No, al terzo. Vabbè, allora sei quasi arrivato ormai. Quasi al termine, sì. E quindi sei in fase adesso appunto di ripasso, diciamo tra virgolette, Sì, no? da ristoratrice sono passata appunto a dovermi occupare di vino perché logicamente bisogna conoscerlo per poterlo proporre ai propri ospiti al ristorante, quindi certo, vediamo. Ci dici il tuo nome? Giulia. Un saluto in bocca al lupo allora dall'altopiano di Asiago. Grazie. Allora, noi ci ritroviamo. Ciao. Stai bene, grazie. Allora, ripeti per i nostri telespettatori, Cantina Vitevis, 3 stabilimenti, Montecchio Maggiore, Gambellara e Malo, che nasce da una fusione fatta nel 2015 dalle cantine Colli Vicentini di Montecchio, Cantina di Gambellara e Valleura di Malo. Quindi parliamo di una realtà ampia, importante, che però riesce anche ad offrire prodotti di qualità, perché spesso e volentieri magari si tende un po', come dire, a sottovalutare queste realtà grandi perché non riescono magari a fornire dei prodotti altrettanto validi. Invece voi ci state
ci avete provato e ci siete riusciti. È la nostra filosofia, diciamo, di gruppo, di dare un prodotto qualitativamente buono ad un prezzo congruo. D'altronde noi ci siamo visti ai Risotti alla Isola della Scala, dove eravate partner appunto della serata dedicata al riso, al Durello, accompagnato al riso ai vari risotti. E qui siamo in una zona più di rossi. Più di rossi, quindi noi proponiamo sì un nostro rosso Colli Iberici, che è questo qua. Abbiamo poi un Sauvignon in degustazione. Dicevi che è un assemblaggio, come si può dire? Sì, questo è un assemblaggio fatto di uve Merlot, quindi arrivate a maturazione inoltrata, poi con del thai rosso e del Pinot Nero aggiunto proprio il 10% per dare quel tocco di ciliegia e di fare più rotondo il vino, bravo. Mi sfuggiva il termine. Bene, complimenti ancora, ci vediamo alla prossima. Grazie.